Chiariamo subito una cosa, insomma, non è che adesso Angelino Alfano è diventato il paladino della legalità e quindi ci sono i mafiosi che vogliono ammazzarlo perché sta facendo delle leggi antimafia incredibili, insomma, non è questo il caso. Somiglia, se proprio vogliamo fare una sorta di esempio, a un piccolo Mannino Junior, l'abbiamo un po' chiamato così, della serie. Se Mannino nel 92 sapeva che la mafia gli stava organizzando degli attentati, quelli sì veri, perché quei politici al tempo avevano tradito i patti con Cosa Nostra, insomma possiamo appunto fare una sorta di paragone con quello che può succedere oggi, quindi ora non è che possiamo dire con certezza, perché non è scritto in nessuna sentenza definitiva ancora, che Alfano sia in Parlamento grazie ai voti della mafia, però insomma da uno che a 25 anni, consigliere regionale Rampollo, già si recava ai matrimoni delle figlie di boss mafiosi con baci e abbracci e grossi regali in quel di Agrigento, a Palma di Montichiaro, dove lui appunto risiede, e dove ovviamente come scusa adottata era: io non sapevo manco che stavo andando al matrimonio alla fine del boss mafioso perché io conoscevo lo sposo, quindi cosa ne so di chi si sta sposando il mio amico. Beh, sai, lo puoi dire magari a Roma, dove ci sono circa non so quanti milioni di persone, a Palma di Montichiari anche no, perché ci si conosce un po' tutti. E questo era Alfano a 25 anni, poi evitiamo, cito solo questo per evitare di citare poi tutto quello che è successo dopo con Forza Italia, che penso sia cosa nota. Quindi non possiamo qui dire che ovviamente Alfano è in Parlamento con i voti della mafia, ma possiamo dire quello che praticamente raccontano non soltanto gli ultimi corleonesi di Cosa Nostra arrestati l'altro ieri, ma una pluralità di collaboratori di giustizia e di pentiti mafiosi che praticamente ogni volta che vengono intercettati, quando si parla di esponenti di Forza Italia o comunque di persone del calibro di Alfano, sono lì che si incazzano e dicono che palle, cioè questi e lo fanno anche un po' scherzosamente, cioè questi sono andati lì con i nostri voti, adesso cioè non ci fanno neanche le leggi che ci avevano promesso, insomma basta, cioè facciamoli fuori. Non è che c'è un progetto di attentato nei confronti di Alfano, questo volevo dire, cioè cerchiamo di smontare un pochino questa cosa, perché ovviamente ne è stato dato riscontro, ed è vero, nelle intercettazioni Rosario Lobue, che è questo mafioso intercettato che è stato fermato insieme ad altri esponenti di Cosa Nostra, parlavano effettivamente di organizzare un attentato nei confronti di Alfano e di farlo fuori, di dargli una botta in testa nel momento in cui non sarà più ministro dell'interno. Quindi questi dicevano: beh, quando Alfano finisce con il suo periodo da ministro dell'interno e se ne torna ad Agrigento per farsi la campagna elettorale, ecco, quello è il momento buono per dargli la botta in testa. Questo dicevano i mafiosi. Ovviamente queste dichiarazioni sono al vaglio dei magistrati e sono state prese in considerazione, è stata data rilevanza sulla stampa e tutto il resto. E io non penso che ci sia, insomma, da preoccuparsi più di tanto, e come vi dicevo, appunto, non penso nemmeno che il ministro dell'interno stia facendo il suo dovere nella lotta alla criminalità organizzata, perché da un ministro come Angelino Alfano non ci possiamo di certo aspettare granché, un po' per la storia del suo partito, che non è Nuovo Centrodestra, quella è la roba che hanno creato adesso per riuscire ad avere un ruolo anche nel governo Renzi, ma parliamo di Forza Italia, insomma da questa gente qua di sicuro non ci si può aspettare nulla di buono. Al massimo lo possiamo ricordare come quello che ha messo appunto il proprio nome di fianco al lodo, cioè quella legge che voleva dare l'immunità a tutte le più alte cariche dello Stato, oppure come quello che voleva
praticamente fare una legge ammazza processi, oppure come quello che voleva fare le leggi per limitare le intercettazioni telefoniche e uccidere uno degli strumenti più importanti che ha la magistratura. Questo è Angelino Alfano, e anche molto di più, ma insomma evitiamo di fare un dibattito solo sulla sua figura, che penso parli da sé. Dire che la mafia è stata sconfitta significa, appunto, facciamo una battuta, cioè vivere proprio sull'isola che non c'è, avere ma neanche vendere frottole. Qui siamo proprio, cioè, a negare l'evidenza che era mestiere di Silvio Berlusconi, che evidentemente piace tanto anche a Renzi, quindi si divertono nello stesso sport, quello di raccontare un po' la realtà che vedono solo loro. E di mafia ce n'è, cioè, voglio dire, più di Mafia Capitale, più di appunto questi maxi processi a Emilia, indagini per pure gli appalti in Expo. Qua non si riesce nemmeno a iniziare a dare un appalto per il giubileo, già c'è l'ANAC che interviene e la procura che deve andare a controllare gli appalti, cioè, purtroppo è quello che dicevamo prima, più siamo stati talmente tanto e troppo in silenzio nel corso di questi anni che poi deve arrivare l'autorità giudiziaria a mettere le pezze, a fare questi mega processi. Siamo già in ritardo, bastava magari prevenire e intervenire prima. Se a Roma ci fosse stata una seria lotta alla criminalità organizzata e una seria prevenzione con dei seri protocolli di prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, di collaborazione tra le varie autorità, tra i vari organi preposti a fare i controlli, non saremmo arrivati al punto, insomma, ad avere questo immenso scandalo che è stato ed è Mafia Capitale, e che ha messo Roma KO, perché Roma in questo momento è KO, cioè, per quanto possiamo avere un commissario straordinario arrivato da Milano, il prefetto Tronca, che si deve ritrovare adesso a gestire una città come Roma, evidentemente a Roma, cioè, abbiamo avvertito tutti il caos. Standoci lì, tu hai servizi che non esistono più, i settori pubblici di rilevanza economica più importanti, come possono essere rifiuti, trasporti, che sono, cioè, allo sbando più totale, perché ovviamente con uno scandalo del genere tu hai sì arrestato le persone che se lo meritavano, ma un'amministrazione comunale non è più in grado di fare il suo dovere, perché aveva proprio delegato a mafiosi e corrotti del lavoro. E quindi nel momento in cui tu arrivi come magistratura ad arrestare, a mettere appunto le pezze e a far vedere che di mafia e voglia ce n'è anche nella capitale, è andato tutto, cioè, è stato il caos nella capitale romana, e purtroppo avere questi reati in forma così estesa comporta dei disagi alle persone, dei grossissimi disagi ai cittadini, e secondo me, insomma, è anche un grosso schiaffo a quella che è la nostra democrazia, a quella che dovrebbe essere la nostra democrazia, a quello che rappresenta, insomma, il nostro paese, la lotta alle mafie. Se fosse stata condotta come Dio comanda non saremmo arrivati a questo punto. Io davvero certe volte mi interrogo su quanto tempo ci vorrà per mettere a posto i danni che sono stati fatti negli ultimi 20 anni. Non che prima fosse tutto rose e fiori, però dalle stragi del 92-93 e dall'entrata comunque in politica di un partito come Forza Italia, nato nel modo in cui sappiamo, è ovvio che, e con una sinistra fantomatica che ha tenuto in piedi fino ad oggi, i risultati li vediamo oggi. Cioè, tu hai appunto Angelino Alfano che riforma la Costituzione con Matteo Renzi, e Renzi che fa finta di essere, cioè che ancora la gente pensa che sia un governatore, un presidente del Consiglio di sinistra. Cioè, siamo proprio alla follia, e poi noi li vediamo in Parlamento che
appunto fanno gli accordi con Denis Verdini e sono quelli i loro interlocutori, non le parti sane dei rappresentanti, non è tutto folle secondo me, e questa è la conseguenza di anni in cui questi valori di legalità, onestà, professionalità, competenza, voglia veramente di contribuire anche alla lotta di questi fenomeni, non c'è stato, cioè non c'è stato un lavoro serio fino in fondo. Se ci fosse stato, come ho detto, al posto dei tanti silenzi avremmo avuto altri risultati. Quindi le mafie esistono, le mafie sono ancora da combattere, le mafie sono a volte ancora più forti dello Stato perché hanno capito come arginare e come appunto sì, arginare le leggi, arginare le norme, e spesso abbiamo amministratori politici e appunto organi preposti che non hanno fatto o non fanno il loro dovere. Tocca anche ai cittadini fare delle richieste, cioè fare fiato sul collo ai propri amministratori. Il messaggio che cerchiamo sempre di dare, questa tiritera forte, no? Questo Movimento 5 Stelle che parla, questa partecipazione, chiedete partecipazione, sempre questa partecipazione, non è che noi vogliamo o chiediamo o pretendiamo che tutti i cittadini facciano politica, chiariamoci, questo è impossibile, ma per evitare che magari la mia generazione, come quelle che verranno, prendano e se ne vanno tutti all'estero perché qui non è rimasto più nulla ed hanno spolpato tutto, se sono i cittadini in primis ad andare nei consigli comunali a vedere cosa combinano i propri politici locali, ad andare ogni tanto a rompere le balle al sindaco, a chiedere ma perché qui succede questo, ma perché qui succede quest'altro, a fare domande, ad essere curiosi di quello che succede nel proprio comune. Non parliamo dei grandi sistemi, parliamo del proprio quartiere, del proprio comune. Questa voglia sana, questa curiosità sana che fa mettere insieme dei cittadini, li fa partecipare, li fa andare a fare un po' di fiato sul collo, a controllare che diavolo combinano le persone che voi avete votato, questa roba qui è questa la partecipazione di cui questo paese ha bisogno, perché se c'è fiato sul collo, se c'è interesse da parte delle persone e se tu amministratore ti senti controllato, allora fai un po' più fatica a fregare gli altri o a fare gli interessi tuoi. Se invece sai che la tua cittadinanza, il tuo comune, nessuno ti verrà mai a chiedere niente, ma tu puoi continuare a fare il bello e il cattivo tempo per 5, 10, 15 anni, quanto tempo vuoi. Ed è proprio questo che è successo a livello di paese, secondo noi in Italia in questi anni. La delega così forte, così ridicola, ha portato allo stato in cui siamo oggi, allo stato in cui il mio compagno di banco è Fabrizio Cicchitto, 74 anni, tessera 2232 della loggia massonica P2. Sotto di me c'è Luigi Cesaro che faceva, quando aveva la mia età, l'autista del principale boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. E questa gente qui sta in Parlamento. Ma è possibile una roba del genere?